carica dei colti ideatori, i coltivatori di idee. Loro sono i sindaci vicentini, padovani, trevigiani che, inforcata la bicicletta, da Piazza dei Signori a Vicenza sono arrivati in Piazza dei Signori a Treviso. Ecco le immagini che mostrano la partenza e poi la cavalcata lungo la ciclabile ricavata sull'ex ferrovia militare Treviso-Stiglia. Via i binari è stata creata una lunga striscia d'asfalto di 70 km che, a lavori finiti, saranno 118. Fino a Montegalda la provincia di Vicenza è tutta asfaltata e abbiamo tutta una bellissima pista ciclabile. La ciclopedonalità deve essere il futuro della mobilità sostenibile. La banda suona e riporta ad antiche atmosfere, ad epoche autentiche, quando la vita girava attorno a una piazza e a un campanile. Ma questo non è un film in bianco e nero ispirato alle storie di Guareschi. Questa è l'inaugurazione del tratto di Montegalda della grande ciclabile che unisce il Vicentino col Trevigiano. Questo tratto è strategico perché veramente unisce in viabilità ciclabile Treviso con Vicenza, con il Basso Vicentino, con Padova, quindi è veramente strategico proprio perché da qui si parte e si può girare buona parte del Veneto solo in bici e in sicurezza. Siamo nel triangolo delle meraviglie, Vicenza, Padova, Treviso. A noi solo il compito di valorizzarlo al meglio. E così, salutando Montegalda, si riprende la strada per Treviso. In un'eterna gara in cui tutti in politica vogliono arrivare primi, in questa corsa invece, se uno s'attarda, gli altri sindaci, al di là dei colori e delle fazioni, lo aspettano. In fondo, il traguardo più grande tagliato oggi è proprio questo: l'unione, l'amicizia. Sulla forza dei pedali, la voglia di scalare i problemi, di superare le difficoltà, di sudare ma non mollare. L'emblema, il simbolo, l'immagine di un Veneto che guarda avanti e non si ferma.